Presidente, oggi alla casa di riposo per anziani Villa Belvedere una giornata importante in cui iniziano le vaccinazioni a cui hanno aderito tutti gli ospiti e il gran numero di personale sanitario presente nella struttura. Sì, è una bellissima notizia, io ringrazio la Regione Veneto e l'ULSS per la tempestività e l'efficacia della campagna vaccinale. Ha detto bene lei, i numeri sono questi, noi stiamo procedendo alla vaccinazione e vaccineremo il 100% degli ospiti presenti in struttura e ben l'85% degli operatori in servizio. La guardia va tenuta alta affinché ci diranno che va tenuta alta, questo è fondamentale. Noi abbiamo agito sempre cercando di essere da esempio un po' per tutti, abbiamo dovuto sacrificare in parte gli affetti in questi mesi per i familiari e per gli ospiti, però diciamo che il vaccino è un segnale di speranza. Noi al di là del vaccino è qualche settimana che siamo Covid free, stiamo lavorando a un protocollo apposito per riaprire alle visite dei familiari e questo è un motivo di ulteriore soddisfazione perché al di là dell'aspetto del Covid anche l'aspetto umano noi abbiamo cercato sempre di tutelarlo in tutto questo periodo. È un punto di arrivo sicuramente, mettendo in sicurezza i nostri anziani fragili all'interno delle strutture residenziali. Per noi della ULSS 2 è veramente una grande giornata. Molto importante anche il numero di vaccini fatti dall'ULSS 2 e da tutto il Veneto che arrivano quasi all'86% delle dosi ricevute. Io credo se avessimo più dosi vaccinali possibili, la nostra azienda ULSS in questo momento sta dimostrando di avere una grande capacità organizzativa per vaccinare tutte le persone fragili ma anche tutti gli operatori sociosanitari e questo forse è anche la dimostrazione di una capacità organizzativa al top. E il prossimo passo dopo le case di riposo quali sarà? Sicuramente gli anziani a domicilio, gli over ottantenni che verranno sicuramente vaccinati con il mese di febbraio, arriverà loro un invito a casa e poi sicuramente l'azienda ULSS organizzerà delle campagne vaccinali tipo all'interno dei palasport o comunque alle grandi aggregazioni per fare una campagna di massa per proteggere il più possibile la popolazione e bloccare la diffusione di questo virus. È un segno tangibile, concreto, di un inizio della visione di una luce in fondo al tunnel. Questo dovrebbe essere un messaggio positivo, cioè è un messaggio positivo. Dobbiamo dire ai nostri concittadini che inizia una nuova fase. Dobbiamo rimanere ancora fedeli alle nostre regole. Tegnar bota, come che ci sono altri, perché sappiamo che se resistiamo e riusciamo a espandere i contagi e rimanere fermi a casa e minimizzare i contatti, sappiamo che la soluzione è vicina. Questo è secondo me il significato di questo momento qui in casa di riposo. Abbiamo la possibilità di iniziare a risolvere concretamente e durevolmente il problema. È un messaggio importante per i nostri concittadini. Forza! La dottoressa Russo, che è la responsabile del nostro dipartimento regionale, insieme anche con la Giunta, hanno approntato il piano di vaccinazione e quindi che si è dimostrato molto efficace e ben organizzato. Un ringraziamento comunque va dato a tutte le aziende sanitarie, in particolar modo, visto oggi ci troviamo a Villa Belvedere a Treviso, l'azienda ULSS 2, il dottor Francesco Benazzi, il direttore generale, perché in questi primi giorni hanno dimostrato grande capacità organizzativa e una risposta pronta. Essere già oggi all'86% superato delle nostre disponibilità sicuramente fa ben comprendere quella che è non solo la capacità professionale dell'ULSS, dei nostri operatori, ma anche la volontà davvero di essere efficaci sin da subito con quella che diventa per noi la possibile via di uscita da questa situazione che purtroppo viviamo da tantissimi mesi.